La quarta corsa è una prova per 4 anni con i Gentleman in Salchi. Sono in 13 dopo 2 ritiri. Brufenoil, Bibopsi, Bellatrix Font, Besser, Visser, Batiz, Birbadal, Broni del Sauro, Benvenuta DL, Bagar, Best of Pin, terza fila Beatrice Grad, Biscuit del Nord e Brandon Hall. Allenamento completato e autostart che li lascia davanti alle tribune. Con veloce Bibopsi e Bellatrix Font, poi a largo anche Batiz, con Bellatrix che insiste e passa nei confronti di Bibopsi. Scende alla corda, al largo c'è Batiz, lungo i birilli Brufenoil a precedere Birbadal, quindi ancora l'otto di Broni del Sauro che è in seconda pariglia esterna a precedere Biscuit del Nord. Terza pariglia esterna per Matteo Zaccherini che si muove subito in terza ruota. Attacca Batiz su Bellatrix Font e adesso arriva in terza ruota anche Biscuit del Nord. 36 per i primi 400 metri di corsa. Bellatrix davanti, Batiz all'esterno, Biscuit in terza ruota, lungo la corda Bebop sì, poi Broni del Sauro. I primi 600 metri passati in 46,1. Al passaggio davanti alle tribune insiste Biscuit del Nord in mezzo alla pista, scavalca Batiz e si porta all'attacco di Bellatrix Font che però vuole restare davanti a 800 dalla conclusione. Bellatrix che ha respinto il primo tentativo di Biscuit che parcheggia la corda perché Bebopsi non ha tenuto il contatto. 1 minuto e 8 decimi. In mezzo alla pista si muove Beatrice Grad che però è ancora nelle retrovie. Intanto la battistrada si porta a completare il primo chilometro in 1,16. Biscuit del Nord in seconda posizione. In terza Bibopsi a precedere Brufenoil, quindi Birbadal. Stentano a progredire da dietro con Beatrice Grad e Benvenuta DL che provano a mettersi in mezzo alla pista. Trovano però l'anticipo da parte di Brufenoil che sposta alla quarta posizione, 1,31 e 2 3 quarti di miglio. Bellatrix Font in vantaggio nei confronti di Biscuit del Nord. Poi Bebop sì, quindi Brufenoil, galoppa Birbadal, ancora Beatrice Grad a 200 dalla conclusione. Bellatrix ancora in vantaggio e Biscuit prova a tornare al suo esterno. 15,6 per la curva finale. Bellatrix Font in vantaggio, attacca Biscuit del Nord che va sulla leader, la quale ancora una di margine, si difende Bellatrix Font fino in fondo. Giovanni Ghirardini che porta a casa il cost to cost. Al secondo posto Biscuit del Nord, per il terzo fotografia tra Bebopsi e Brufenoil con anche l'ultima curva da rivedere. 2-2-3 il totale, 1-16-1 il ragguaglio cronometrico per il percorso di testa di Bellatrix Font. Giorgio Cassani al training, la scuderia quiriniana proprietaria della figlia di Trixton che completa un perfetto percorso all'avanguardia. Seconda corre molto bene Biscuit del Nord ma deve arrendersi al percorso di testa di Bellatrix Font.